sani nel terzo millennio. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Padania e benvenuti in questo spazio dedicato alla nostra salute. Allora, lo scorso 29 gennaio alla Terrazza Martini di Piazza Diaz a Milano si è svolto una conferenza stampa il cui tema era conoscere e prevenire le ipoglicemie, dati, informazioni e moderne terapie. Alla presenza di Salvatore Caputo, Policlinico Gemelli di Roma, presidente di Diabete Italia, Nicoletta Musacchio, Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, Antonio Nicolucci, Mario Negri, Giorgio Sesti, Università di Catanzaro, e Costa Piliulis, vicepresidente di Novo Nordics Europe. Allora, diabete, la paura viene di notte. Preoccupa 6 persone con diabete su 10 il rischio di ipoglicemia. Spaventa ancora di più l'ipoglicemia notturna che si manifesta durante il sonno. Dovremmo avere in collegamento il professor Caputo. Buongiorno professore, grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno a tutti i vostri ascoltatori. Ecco, allora avevo cominciato col dire appunto che lo scorso 29 gennaio alla Terrazza Martini di Milano si è svolto questo importantissimo, c'è stata questa importantissima conferenza stampa in cui lei, diciamo come presidente di Diabete Italia, nonché del Policlinico, no, non presidente, ma del Policlinico Gemelli di Roma, diciamo ha voluto accettare il nostro invito per parlare di diabete. Allora, perché la paura viene di notte, professore? Perché l'ipoglicemia, che è l'abbassamento esagerato dello zucchero nel sangue, dà fastidio ed è potenzialmente pericolosa in qualsiasi ora della giornata. Però se viene di notte, nel momento in cui si sta dormendo, in cui non ci si rende conto di quello che può succedere, questa paura aumenta tantissimo. Anche perché ci si sveglia in un mare di sudore, col mal di testa, confusi, e si ha paura perché magari non ci si rende conto di quello che sta succedendo, oppure non ci si sveglia e la mattina dopo si è tutti confusi, sembra di non aver riposato, di non aver dormito, e magari la glicemia paradossalmente è molto alta. Perché? Perché l'organismo ha dovuto far fronte da solo all'abbassamento della glicemia e quindi per rispondere, per difendersi, ha fatto salire la glicemia. Allora, quindi la notte fa paura. Scusi, prego. Dica. Allora, questo dato è emerso da uno studio internazionale, DOM2, Diabetes Attitudes, Wishes and Needs, che è un'indagine, diciamo, molto ampia per analizzare il punto di vista della persona con diabete, ma anche del familiare, perché diciamo questo fenomeno purtroppo ricade anche sulle persone della famiglia. Abbiamo 2 situazioni nelle quali il familiare si prende gran parte o addirittura tutta la responsabilità della situazione. Lei pensi a un bambino di 6 anni col diabete? Certo. Qui i 2 genitori sono responsabili al 100%. Certo. E magari il bambino dorme tranquillo e il genitore non dorme tranquillo per niente. E l'altro estremo della vita è più si invecchia, più si diventa meno autosufficiente
più la responsabilità della gestione della terapia e quindi del rischio dell'ipoglicemia ricade, direi, sulle persone che stanno intorno, perché sa, con l'importanza che hanno assunto le badanti e i badanti nel nostro mondo, non c'è soltanto il familiare, a volte è un problema che ricade su tutto l'ambiente che circonda questa persona in difficoltà. Allora, quello che è venuto fuori è che questo dato interessa 6 persone su 10. Questo è un dato veramente da tenere presente, perché dicevo, chi ha il diabete deve sapere che come dire, deve cautelarsi per affrontare questo fenomeno. Ma oggi io vedo qua, ci avete consegnato un opuscoletto detto da noi: conoscere e prevenire le ipoglicemie, curato da Diabete Italia, di cui lei è presidente. In questo opuscoletto ci sono, diciamo, che cos'è la ipoglicemia, cos'è i segni premonitori, le gripicemie notturne, a pranzo, cosa bisogna fare per quello quanto attiene all'alimentazione, l'esercizio fisico, eccetera. Allora, questo opuscolo può essere richiesto, professore, da coloro che sono interessati? Caricato sia dal sito di Diabete Italia, che molto semplicemente è diabeteitalia.it, oppure può essere richiesto alla nostra segreteria. Troverete gli estremi sempre sul sito. Su questo. Allora, il vantaggio dell'opuscolo è che è stato scritto raccogliendo le esperienze delle persone con diabete. Allora, dicevo, può essere richiesto la sede della Diabete Italia è in via Pisa 21 a Roma, telefono 06 44 24 09 67, lo ripeto, 06 44 24 09 67, appunto, oppure con fax 06 44 29 2060. Diamo anche i dati web: diabeteitalia.it, molto semplice, info@diabeteitalia.it. Quindi vi abbiamo fornito tutti i dati, e a me sembra particolarmente interessante questo opuscolo, perché diciamo che risponde a tutte quelle che possono essere le domande normali, diciamo, di una persona affetta da questo fenomeno. Che io ho seguito questa conferenza stampa perché purtroppo diamo un dato che non ci fa piacere, ma è in aumento il diabete a livello mondiale, e ne ha parlato anche Costas Piliulis. Allora, professore, purtroppo è in aumento, e allora dobbiamo cautelarci su cosa fare per affrontare questo problema. Allora, per prevenire, cosa si può fare? Il solito stile di vita, sapere che cosa non dobbiamo mangiare, poi nell'anziano, eccetera, eccetera. Ci può dire allora in generale cosa dobbiamo fare più attenzione? Guardi, focalizzarsi soltanto sull'alimentazione è soltanto un aspetto del problema. Il discorso che porta a questa esplosione di diabete in tutto il mondo deve tener conto anche della drastica riduzione della nostra attività fisica. Noi dobbiamo fare un confronto non con i nostri genitori, ma con i nostri nonni. E rispetto ai nostri nonni, ognuno di noi si muove, cammina, si sposta molto, molto di meno. È chiaro che in questa situazione un'alimentazione sbagliata
finisce per avere un effetto molto molto più grave. Che cosa intendiamo per alimentazione sbagliata? Allora, l'utilizzo soprattutto dei grassi. Questo è un dato che è un po' difficile da spiegare. Se il diabete è già arrivato, non bisogna esagerare con gli zuccheri, ma prima che venga il diabete, il pericolo è un'alimentazione molto ricca in grassi, particolarmente grassi animali, piuttosto che i grassi vegetali. Quindi purtroppo dagli anni 80, grosso modo, metà degli anni 80, la popolazione italiana assume più calorie sotto forma di grassi che sotto forma di zuccheri. Quindi una situazione completamente diversa a tutta quella che è stata la storia della nostra alimentazione per millenni. In poche parole, da un punto di vista qualitativo, non di quantità, negli anni 50 mangiavamo ancora come nel Medioevo. Ecco, cioè quindi c'è stato veramente un cambiamento esagerato. Professore, abbiamo un break, lei potrà tenersi ancora una decina di minuti? Benissimo, non c'è problema. Allora facciamo il break e chiediamo ai nostri ascoltatori se qualcuno vuole porre domande al professor Caputo. Il nostro numero è 02 6620 3529 e potrà chiamarci dopo il break. Prego. Perché Ritorno, per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, stiamo parlando col professor Salvatore Caputo, presidente di Diabete Italia, nonché del Policlinico Gemelli. Professore, è in onda ancora? Ci sono. Benissimo, la ringraziamo e il regista mi dice che abbiamo già una telefonata in attesa, anzi 2 mi dice. Ascoltiamo la prima. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Io sono il Claudio Belanda dalla Sassina. Volevo chiedere al professore cosa mi dice della stevia, che è un dolcificante molto potente e naturale, con calorie pari quasi allo zero, per le persone che hanno già il
diabete e se è possibile recuperarlo questo dolcificante, perché l'ho visto su internet, comunque in Italia non è praticamente coltivato. Bene, Prego, buongiorno. la ringraziamo e adesso ascoltiamo la seconda telefonata e poi il professore risponde. Pronto? Buongiorno. Buongiorno signora, io l'ascolto sempre con molto piacere, lei e il suo Grazie. che a volte che cambia, insomma. Grazie mille. A parte che io sono drogata di Radio Padania. Ascolti signora, volevo chiedere al dottore, io siccome non sono una che mangia dolci, però mi piace tanto il caffè amaro non riesco a berlo. Per il momento di glicemia non ce l'ho, però c'ho sempre quel dubbio. Io gli paro che ne ho 61, però metto sempre 2 bei cucchiaini di zucchero nel caffè e bevo 3-4 al giorno. Può far male? E volevo sapere, scusi, un'altra cosa dal dottore. Prego. Questi grassi animali fino a quanto si possono mangiare? Io presumo che si riferisca a carne di maiale, no? Allora precisiamo, sicuramente il professore risponderà meglio di me. Prego. Dunque, partiamo dalla parte comune delle due domande, che è il problema dei dolcificanti e dello zucchero in genere. Allora, per quanto riguarda tutti i dolcificanti, purché non si esageri nelle quantità, non c'è assolutamente nessun problema. Non perché i dolcificanti portano delle calorie, ma trattandosi di sostanze o artificiali o non testate, cominciare a prendere, che le devo dire, 12-14 dosi di dolcificanti in una giornata può essere controproducente. L'unico dolcificante al quale così starei attento, perché è un falso dolcificante, sono i dolcificanti a base di fruttosio, perché dopo mezz'ora il fruttosio che abbiamo ingerito l'organismo lo trasforma in glucosio e quindi a questo punto è meglio prendere lo zucchero che un dolcificante in fruttosio. In effetti il dolcificante di cui ha parlato l'ascoltatore non è disponibile in Italia e non saprei dargli un consiglio su come reperirlo. Sia attento con internet, perché con internet sa meglio di me che la fregatura è sempre dietro l'angolo. Ci non sono avere la certezza che tutto possa andare bene. Allora, per quanto riguarda invece scusi. Dica. No, dicevo, le trappole i miei chi che ascolta Radio Padania e che ascolta me, io metto sempre in guardia attraverso voi medici delle trappole che si nascondono dietro, per la nostra salute, dietro certi spazi internet che propongono di tutto e di più e a volte anche pericolosissime proposte. Bene, questa ritornerò su questo punto dopo. Voglio però rispondere ai due quesiti certo. molto precisi della seconda ascoltatrice. Allora, per quanto riguarda i grassi animali, non è soltanto la carne di maiale, perché tutta la carne rossa è grasso animale, il latte è grasso animale, tutti i derivati del latte, quindi i formaggi, sono grassi animali, le uova sono grassi animali, gli insaccati sono grassi animali. Io come consiglio, quale può essere definita un'alimentazione sana per quanto riguarda questi alimenti? Io direi di non mangiare più di una volta a settimana gli insaccati, non più di una volta a settimana le uova e non più di una volta a settimana i formaggi. Per quanto riguarda invece la carne rossa, fare in modo di mangiare più spesso carne bianca o pesce piuttosto che carne rossa. E non andrei oltre nelle limitazioni, quindi non stiamo parlando di proibizioni assolute. Per quanto riguarda invece il discorso dello zucchero nel caffè, guardate, ribadisco, lo zucchero in 3 caffè al giorno, chi non ha il diabete lo può prendere assolutamente senza problemi. Ecco. E l'unica malattia legata allo zucchero è la carie. Tutto il resto non è assolutamente dimostrato. Non è lo zucchero che fa venire il diabete, sono i grassi animali. Sono i Questa grassi... è una cosa che ormai
animali, o meglio un eccesso di grassi animali. Ecco, non è... demonizziamo in modo stupido, solo che, ripeto, ormai nella nostra alimentazione noi assumiamo tanti grassi senza rendercene conto. Certo. Ora non voglio fare campagne così da crociato, però in quanti alimenti preparati, preconfezionati, certo, ci sono dei grassi occulti dei quali non ci rendiamo conto? Ecco, attenzione. Dovremmo cominciare a leggere con attenzione le etichette. Le etichette, gli ascoltatori sanno che io li batto molto su questo. Non comprate prodotti a caso, leggete le etichette, e se trovate poche informazioni sulle etichette vuol dire che hanno qualcosa da nascondere i produttori. Perché allora, un prodotto preconfezionato, il produttore deve aggiungere dei grassi artificiali, ecco, perché è un modo per migliorarne per migliorare la qualità. Non ho proprio il sapore in bocca. Per cui certi prodotti preconfezionati ci sembrano tanto buoni proprio perché sono infarciti di grassi artificiali. Allora, I famosi grassi, ricordatevi, quando vedete scritto sulle etichette grassi idrogenati sono grassi artificiali. Allora, abbiamo due telefonate. Assunti in quantità eccessive fanno male. Allora, professore, abbiamo due telefonate, le ascoltiamo. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno Renato, Maurizio Buongiorno. Brombin. Buongiorno, dica pure. Ok, allora io volevo sapere, essendo affetto da colite ulcerosa cronica e logicamente da 12 anni, o 14 veramente, mi hanno vietato assolutamente il caffè. È vero che è vietato o non so, perché a me piace da impazzire il caffè, bere un decaffeinato mi risulta che sia peggiore anche perché viene lavato con delle sostanze che non sono certo favorevoli allo stomaco. Benissimo, questa è la prima domanda, la ringraziamo e adesso ascoltiamo la seconda. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sono Renato di Cisano sul Neva. Posso parlare? Certo. Allora, Albinga, diciamo, Cisano sul Neva è 7 km a monte. Bene. Io ho il diabete da 50 anni. Me lo sono trovato tornando dal militare, in poche parole. Ho tribolato perché allora non c'era cose di vetro, andando avanti. Senta, io sto bene fisicamente perché ho sempre fatto, come dice lei, molto camminato. Seconda cosa, ho sempre mangiato bene, erbe selvatiche, verdure, tutte le cose non mangio assolutamente al di fuori di quello che può essere dannoso. Non ho problemi fisici e devo dire che è una cosa strana, mi dicono, lei ha tanta fortuna, vista e udito perfetto, solo che l'unica cosa che adesso riscontro è una leggera perdita di memoria, cioè non ricordo, può essere un fattore di diabete o roba del genere. Questa è una domanda interessante. Professore, a lei. Interessante. Prego. Allora, per quanto riguarda la rettocolite ulcerosa, l'effetto che il caffè può avere è semplicemente quello che il caffè aumenta le contrazioni dell'intestino, della muscolatura dell'intestino. Quindi, come dire, in una fase di riacutizzazione della rettocolite ulcerosa, andare a prendere il caffè, sì, mi sento di condividere l'esclusione assoluta. Per quanto riguarda invece la fase di remissione, nel momento in cui la sintomatologia dovesse andare bene, secondo me bisogna mettere sul piatto della bilancia se il signore in questione è più nervoso perché prende il caffè o se è più nervoso se non lo prende. Se è più nervoso se non lo prende, e allora è preferibile che lo prenda. Perché indubbiamente lo stato di nervosismo, lo stato di stress ha un incredibile impatto sulla rettocolite ulcerosa.
Se il caffè, se una tazza di caffè, 2 tazze di caffè al giorno lo fanno star meglio, beh, forse è preferibile, ripeto, nelle fasi di remissione della rettocolite, forse secondo me se si prende 2 tazze di caffè non gli fanno male. Ecco. Benissimo, il risultato benissimo. finale è che si trova più in pace. Guardate, se c'è una patologia sulla quale il nostro stato psichico ha un impatto incredibile, beh, questa è la rettocolite ulcerosa. Ecco, In una benissimo. classifica ideale metteremmo sicuramente al primo posto la rettocolite ulcerosa. Quindi tutto quello che ragionevolmente si può fare per stare in una fase di remissione bene con se stessi, non lo vedo come una controindicazione assoluta. Per quanto riguarda invece la storia dell'altro ascoltatore, vorrei puntualizzare 2 cose. Sono molto di più di quanto pensiamo le persone con diabete che non si fanno nessuna complicanza. Grosso modo è una percentuale che supera il 10%. Ah, bene. Purtroppo bene, però purtroppo questo noi lo scopriamo dopo 50 anni. La medicina oggi non è in grado di dire al momento della diagnosi: guarda, tu hai delle caratteristiche per le quali non ti farai le complicanze. Sarebbe un grande passo in avanti. Probabilmente io sono troppo anziano ormai per vederlo, però un giorno ci si arriverà. Poter dire a una persona: guarda, per il tuo patrimonio genetico non è necessario che ti curi benissimo, basta che ti curi benino, che questo non è un incitamento a curarsi male, sia ben chiaro, e potremmo rendere qualche vita sicuramente molto più facile. Però questa è una pia illusione al momento, è una speranza. Col tempo ci si arriverà. Bene, Per quanto professore. riguarda i disturbi della memoria, dopo 50 anni non riesco a vederci assolutamente Cioè, nessun normale. rapporto, anche perché il nostro ascoltatore non ci ha detto la sua età, però se gli è venuto dopo il militare, presupporre che sta bellamente intorno ai 70 anni, penso che non sia difficile. Ci sono 10.000 altri motivi per cui a 70 anni si può cominciare ad avere qualche disturbo della memoria. E purtroppo, come tutti sappiamo, io per primo, questo può cominciare anche prima dei 60 anni, quindi non è, non incolperei il diabete da questo punto di vista. Ecco, professore, prima di lasciarsi vorrei che lei ci descrivesse anche quello che si può fare. Cioè, io ho sentito anche il Costa Pilunis che diceva, il professor Costa Pilunis, che diceva che oggi è disponibile in Italia, rimborsabile in classe A, una insulina. Vuole spendere una parola su questo? Questa nuova insulina nel 100% dei casi usata come insulina basale, quindi non legata ai pasti, riesce a coprire le 24 ore, quindi bisogna fare ricorso a una sola somministrazione. Seconda caratteristica, riduce le ipoglicemie rispetto ai trattamenti già esistenti. Terza caratteristica, grazie alla sua lunga durata d'azione, l'orario di somministrazione è meno rigido rispetto a quanto avviene per le attuali insuline. Bene, la ringraziamo Questi sono i 3 molto. vantaggi. Allora, la ringraziamo molto. Insomma, la sperimentazione, la scienza va avanti e ogni anno fortunatamente abbiamo chi si preoccupa della nostra salute e vede di fare il possibile per renderci la vita un po' più sopportabile, ecco. Io le faccio una promessa. Io ho una grande speranza nel cuore. Prima di andare in pensione, che insomma una decina di anni buoni davanti ce l'ho ancora, io penso che riuscirò a vedere l'insulina per via orale in questi 10 anni prima di andare in pensione. Le prometto che, se le fa piacere, ci incontreremo, ci risentiremo quel giorno per parlare di questo grande momento. Professore, quando vuole, Radio Padania è a sua disposizione in questo spazio. Grazie professor Caputo, grazie mille. Allora, adesso abbiamo un altro spazio. Avete ascoltato Sani nel terzo millennio.